Allora, uno sguardo normale, questo è lo spaccato di normalità, e ci siamo sempre interrogati se la parola normale avesse un'accezione negativa oppure positiva. È un'accezione, come dire, forse è un senso che fa una cosa che fa riflettere. La normalità forse è una questione che ciascuno ha dentro di noi, la diversità per qualcuno può essere un problema, oppure tutti siamo diversi ma dobbiamo avere uguali diritti. Diciamo che questo fa riflettere, questa potrebbe essere una cosa molto strana su film e tante altre piccole realtà per persone che non sono magari, non si vogliono porre delle domande. Per me invece questo può essere normale, perché ciascuno può essere come vuole. Per parlare meglio di questi argomenti io chiamo qui con me Andrea, Valeria e anche Massimo, chiaramente se vuol salire, Susanna Orru ed Elena, chiaramente, sì. Facciamo anche un applauso per queste persone. Allora, intanto lo uso, per me non c'è bisogno, magari sarà più importante per chi parlerà a fianco. Però forse comincerei dando la parola ad Andrea, per il semplice fatto che è la seconda volta che viene a trovarci. Nel frattempo, ci siamo visti forse 3-4 anni fa, può essere un tempo così. Nel frattempo Andrea ha fatto una cosa molto interessante secondo me, cioè quello di aprire uno sportello di ascolto e di aiuto a persone che vogliono fare il passaggio, possiamo dire così. L'ha fatto con un certo coraggio e comunque nel silenzio generale, un ufficio che può dare un grande aiuto anche per dare delle semplici indicazioni e che invece non ha avuto forse una grande pubblicità. Quello che succede anche nelle nostre associazioni, si pensi a questa rassegna che per me, per noi ha un valore importante perché permette una riflessione e invece spesso è trascurato dalla stampa e nonostante cerchiamo di comunicare ai giornalisti la notizia, non sempre questa notizia trova spazio nei giornali, soltanto magari un Kiss on the Beach o cose che hanno una valenza molto così, hanno un impatto molto forte, anche però banale, hanno magari spazio sui giornali, invece cose ragionate come questa spesso lo spazio non ce l'hanno perché magari non fanno lo scandalo. Anche a questo proposito l'argomento ERSU è stato un po' da noi tralasciato in secondo piano, quel discorso della censura, proprio perché ci sembrava che richiamare sempre lo scandalo per parlare dei nostri temi fosse una cosa un po' sminuire quelle che sono le nostre argomentazioni. Andrea, ci vuoi parlare un po' di quello che fai, della tua esperienza? Salve, ciao a tutti, è stato un piacere essere qua. Grazie a Così si sente? Sì. Grazie all'ARC che fa queste belle cose, insomma. Sì, è nato 1 anno e mezzo fa questo sportello, insomma, poi le informazioni comunque insomma, in qualche modo passano, nel senso che sia l'ARC che il MOS insomma, hanno pubblicizzato nel loro sito il fatto che esistesse questo consultorio per la salute delle persone transessuali. Questo consultorio si occupa proprio di questo, nel senso che dà la possibilità alle persone transessuali, transgender, ma anche alle persone con sindromi particolari, come sessualità, sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner, eccetera, di accedere a un servizio che le possa capire, nel senso che le possa accogliere e possa seguire il loro percorso in itinere. Quindi io mi occupo insomma della parte psicologica e poi c'è anche la possibilità di accedere alle cure ormonali attraverso il servizio di endocrinologia del reparto. Questo insomma è un po' quello che si sta cercando di fare attraverso un finanziamento, insomma, poi scadrà a giugno 2012, speriamo
insomma, che possa proseguire, anche perché queste persone altrimenti non saprebbero, insomma, a chi potersi rivolgere se non andando fuori dalla Sardegna. Ma tu ritieni che quello che dicevo io, cioè si dà troppo poco spazio alla pubblicità di questo genere di, appunto, di sportelli, oppure secondo te è stato fatto quello che era giusto che si facesse? No, secondo me è stato fatto quello che, nel senso che bisogna sempre stare attenti, secondo me, a come soprattutto oggigiorno si fa pubblicità, nel senso che soprattutto con queste tematiche poi magari si finisce col dare tutto il pasto al calderone televisivo e tutto viene visto sotto un'altra ottica che poi non sempre corrisponde a quello. Infatti, come l'anno scorso, 2 anni fa, adesso mi ricordo, è stato il periodo Grande Fratello, Marrazzo, insomma, non c'era un dibattito televisivo senza che non ci fosse una trans. Quindi c'è quel rischio. Per quanto riguarda il consultore dove lavoro io, le associazioni, ma anche il BIT stesso, insomma, è stato pubblicizzato a dovere, quindi credo che l'informazione debba passare attraverso dei canali specifici in questo caso, che altrimenti il rischio è che venga degenerata la natura dell'informazione stessa. Grazie Andrea, sì, in effetti quel rischio esiste, insomma anche il caso appunto di Marrazzo mi fece arrabbiare non poco, perché si usavano le parole sbagliate per dire le cose sbagliate, io penso, non so, anzi a questo proposito voglio sapere come la pensate anche voi, se avete voglia di cimentarvi su un argomento che ha delle derive banalistiche. Vabbè, noi ci scontriamo, io sono del MIT di Bologna, cagliaritana, doc, cioè sono tornata dopo tanti anni in Inghilterra finalmente, perché sono anche abbastanza emozionata. Niente, quando sono stati in caso Marrazzo e altre situazioni scandalose, noi ci hanno contattato tutte le testate giornalistiche, e comunque sul territorio italiano siamo un riferimento un po' per tutti. Ovviamente tutti cercavano di scavare su questa cosa, ma cercando più lo scandalo che altro. Poi per fortuna col nostro lavoro stiamo cercando di far capire alla gente che comunque, cioè, noi non siamo uno scandalo, soltanto uno scandalo, non serviamo a fare scandali, ma siamo delle persone normalissime che cercano di vivere la propria vita secondo quello che sentiamo, che troviamo, come tutti quanti d'altronde. Per cui il nostro lavoro è quello di far capire le cose e combattere questa informazione sempre distorta che si fa sia in TV sia sui giornali e anche tra la gente, perché comunque molta gente che è disinformata sull'argomento diffonde delle notizie che non sono reali, non sono vere, sono frutto della fantasia o della propria perversione, perché comunque noi ci trattano da persone perverse e perverse in linea di massima non siamo se non come tutti gli altri. Per cui su questi argomenti c'è sempre un po' delicata la questione. Infatti noi una cosa che stiamo evitando è quella di anche andare in TV, perché molte volte ci invitano, ma rifiutiamo perché sappiamo come sono i palinsesti televisivi e lì non... Ovviamente ci scontriamo con una realtà che non ha senso, cioè sarebbe tempo perso, perché comunque decidono loro le domande, cosa deve rispondere, tutto quanto. Per cui questi discorsi, cioè, è un argomento un po' ampio. Comunque stanno cambiando molte cose, un po' il lavoro nostro, il lavoro di tutti, anche delle persone che finalmente escono un po' allo scoperto, perché comunque non è una cosa semplice da affrontare, perché ovviamente esporsi... Cioè, io per esempio la prima volta nella mia città è emozionante, sono contenta e sono orgogliosa di quello che sto facendo. Buonasera a tutti, io sono Elena, esponente del MOS di Sassari. Non c'è molto da aggiungere a quello che hanno detto in questo momento riguardo al caso Marrazzo, perché si è detto di tutto di più, ma anche molto male. Ovviamente hanno usato la notizia per attaccare ancora di più sicuramente il mondo transessuale e attaccare, cioè abbinare sempre le persone transessuali alla prostituzione e cercando di far credere che quando si dice trans è sempre prostituta, una cosa che ormai è un binomio che deve essere cancellato perché siamo a dir poco stanche.
gli anni stanno passando e le cose stanno cambiando, e anche se i mass media ci mettono tutta la buona volontà per relegarci sempre in quel ruolo, io credo che non ci stanno più riuscendo tanto bene. Susanna, tocca a te. Ora tocca a me. Ora tocca a te. Un saluto a tutti. Mi fa piacere essere venuta e aver visto anche la proiezione. Una forza questa Giorgio, proprio toga. Allora, prima si stava facendo un ragionamento sul concetto di normalità e diversità. Io ritengo che sia normale la diversità, quindi non c'è molto da disquisire sull'argomento. Credo che sia abbastanza normale la diversità e che tutti noi siamo diversi al nostro modo. Che se uno nasce in un modo che non ha scelto e si sente diverso, deve essere libero anche di cambiare, perché si sente una persona diversa da quella che è e vuole essere com'è realmente, cioè come si sente. Talvolta noi non siamo come ci sentiamo, ma questo non solo vale per il cambiamento di sesso, vale anche quando una persona non si riconosce, una persona non piace il proprio corpo. Insomma, io sento talvolta tante critiche su persone che cambiano il proprio aspetto in diversi modi, con la chirurgia o anche con la cosmesi in maniera eccessiva o con altre cose. Io penso che sia una cosa abbastanza normale, che questa, no? Se uno vuole cambiare e vuole travestirsi oppure cambiare di sesso o cambiare qualcosa del suo corpo, sta facendo qualcosa per se stesso che non va a danno di nessuno. Quindi uno deve essere libero di scegliersi e deve essere soprattutto libero di decidere chi amare ed essere amato come persona. La libertà dell'individuo è una cosa che non deve essere assolutamente toccata. Quindi libertà è scegliere la propria vita ed essere anche rispettati per le proprie scelte. Trovo aberrante che questo non avvenga. Trovo aberrante che ci siano delle persone che si debbano continuamente nascondere alla società perché non vengono riconosciute, non vengono accettate. Lunedì sono stata a Sassari sempre per un'iniziativa sull'omosessualità organizzata da Mossi di Sassari, e c'è stato un intervento che mi ha colpito molto di una dirigente scolastica, si è definita, c'è stata la correzione. Mi è piaciuta molto, soprattutto quando ha detto questa cosa qua. Lei è una molto impegnata nel riconoscimento delle diversità varie, della normalità della diversità, fa molte iniziative per le scuole, eccetera. Veramente dovremmo averne anche noi da queste parti un po' di dirigenti di questo tipo, peccato che non ce ne siano, però speriamo insomma di averne, magari sensibilizziamo un po'. Ha detto una cosa bellissima. Lei è una eterosessuale sposata con un uomo, hanno avuto un figlio. Non sapendo che cosa avrebbe deciso questo suo figlio, se restare, adesso non so se fosse femmina o maschio, non so, ma non importa, non sapendo che cosa avrebbe deciso suo figlio, se restare dello stesso sesso, se cambiare, se amare una persona dello stesso sesso piuttosto che una persona diversa, ha deciso di informarsi come genitore un po' di più e ha deciso di iscriversi ad un'associazione di parenti e amici di genitori, parenti, amici di omosessuali. Esatto, sì, Agedo. Semplicemente per essere maggiormente preparata e informata in caso il proprio figlio avesse deciso magari di fare una scelta diversa rispetto alla propria nascita. Bellissimo, un grande esempio di genitorialità. L'ho trovato grandioso. Veramente grandioso e sono rimasta particolarmente colpita, mi è piaciuto molto. Un esempio da seguire come dirigente scolastico, un esempio da seguire anche come genitore. Ora io non voglio monopolizzare eccessivamente il discorso come fanno normalmente i politici, quindi ripasso la palla e lanciamo anche un po' il dibattito. Sì, tanto... Io spiego alle mammette di Artes
un modo di passare ai tavoli a chiedere se qualcuno ha qualche domanda da fare.